Mister Zironelli, dopo la sconfitta con il Calvinoale, mister, le chiedo intanto un commento sulla partita. È stata una partita non bella, nel senso, ovviamente quando perdi non è mai bello. Abbiamo avuto l'occasione di andare in vantaggio dopo 10 minuti, però non è che perché sbagli un rigore al 10° minuto la partita si deve condizionare. Non abbiamo saputo comunque reagire. Abbiamo fatto degli errori purtroppo individuali che capitano dove siamo stati puniti e quindi non abbiamo saputo. Abbiamo avuto qualche occasione poi con Aliu, con Glamoukani, con qualche tiro da fuori, però abbiamo prodotto poco e è meritata la sconfitta. Mister, il vero tema è quanto è grave questa sconfitta in ottica campionato. Mi aspettavo ovviamente una reazione dopo il rigore sbagliato, cercare di continuare comunque a produrre. Eravamo partiti bene, però ti ho detto, abbiamo avuto 2 infortuni, 2 errori grossolani e abbiamo subito 2 gol siamo entrati sul 2-0, poi non abbiamo saputo reagire. Questa è la roba brutta, che comunque abbiamo fatto un buon secondo tempo, però non è stato sufficiente e dobbiamo fare di più. Chiaro che dispiace perché butti via dei punti importanti, però fa parte del calcio. Mister, adesso le chiedo se in classifica non si guarda più al Treviso, ma forse si guarda anche dietro quelle che arrivano. Io la classifica non la guardo, io penso che la squadra deve giocare bene e deve far gol, poi il resto è importante, però non è che dobbiamo farci dei problemi. Siamo stati secondi tutto il campionato, siamo secondi e quindi dobbiamo cercare di giocare meglio, di reagire su delle cose che possono capitare come il rigore sbagliato. Invece la cosa brutta è che non abbiamo reagito. Quello che non mi è piaciuto è stata questa cosa qua. Quindi, poi per assurdo, nel momento in cui siamo andati in 1 contro 1 abbiamo fatto meglio, però purtroppo è un po' che lo dico, che bisogna cercare ogni tanto di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di fare qualcosa in più, perché recuperare tanti punti non è facile, però non dobbiamo avere l'assillo di dover per forza andare sempre in avanti, ma quando giochiamo normale riusciamo sempre comunque a creare qualcosa, come abbiamo fatto nel secondo tempo. Ti ripeto, poi è stata condizionata da degli errori che possono capitare, però sono stati 2 errori grossolani e abbiamo pagato a caro prezzo questa cosa qua, perché poi le occasioni con Aliu, con Glamoukani, a parte il gol di Maniero, le abbiamo avute anche noi, quindi il nostro portiere non ha fatto parate, ha tirato fuori un colpo di testa di Mbup, scusa, e il tiro di sinistro del numero 7, quindi anche loro hanno avuto altre 2 occasioni, però quello che non mi piace è che abbiamo avuto poca reazione, soprattutto dopo il rigore sbagliato. Grazie mille, mister. Grazie a te. Grazie.